Cosa? Invece di far fatto. Stacca di qua. Ah, si sente la parte. Amici di Twitch, buonasera, ben ritrovati ancora una volta a Sorso. È tempo della penultima giornata del campionato di Serie C. Innovius Seniori sfida la Sef Torres. Quest'oggi decimata, viste le assenze di Trucchetti ed Enrico Casu, impegnati con la prima squadra. Sef Torres a quota 14 punti che deve cercare assolutamente 2 punti che garantirebbero alla squadra di coach Carlini e dell'H, quest'oggi soltanto Arnaldo dell'H come primo allenatore, di agguantare così la zona playoff in caso di 2 sconfitte e in caso di vittoria dell'Antonianum potrebbe dire addio proprio la finalista dell'anno scorso. Dall'altra parte in casa la Innovius Seniori con 36 punti in classifica vuole chiudere assolutamente senza una sconfitta quest'anno. Palla 2 alzata in questo momento tra Ubalek e Raffo, da ripetere, con Seniori che scende in campo con Spano, Ubalek, Verlich, Pisano e Merella. In queste ultime giornate la Innovius Seniori sta anche sperimentando poi i quintetti, con coach Piras che quest'oggi deve fare a meno di Andrea Cordedda. Turno di riposo per il numero 3, Sef Torres, che invece scende in campo con Non so più cosa dirvi. Marco Piredda, Stefano Piredda, non lo so. Angius, Simone Casu e Edoardo Raffo. Si rimane da questa parte Seniori che ha ancora il possesso, mentre ringraziamo Air Cammons per essersi abbonato. Dovrebbe trattarsi del giocatore dei Masters. È proprio lui. Ciao cara, lo salutiamo in chat, lo ringraziamo per l'abbonamento. Passati 15 secondi, ancora non si è visto un tiro, 3 contatti. Rimessa ancora per Seniori. Pisano, scarico per Spano, altro colpo subito da un giocatore della Sef Torres, in questo caso è Riccardo Angius che rimane dolorante a terra.
Quindi Seth Torres con Angius che è tornato sul parquet, ancora Piredda, scarico sotto, letto però da Ubalek, e quindi Senori che prova a scuotersi in questo avvio un po' a rilento della sfida. Spano sino in fondo non riesce a trovare i primi 2 punti della partita, e poi però ancora una volta il numero 7 riconquista il pallone, primi 2 di marca sennorese, 2-0 in questo avvio. Vuole combattere sotto Piredda, scarico per Angius, trovato Raffo che segna e subisce anche il fallo. 2 sicuri, terzo in arrivo per Edoardo Raffo, giocatore importantissimo per la sua squadra, lui che può ricoprire più di un ruolo nell'attacco da Seth Torres, ma soprattutto può marcare dal playmaker sino a lungo in difesa. Un giocatore eclettico molto importante, il numero 3. Come detto in apertura, soltanto 3 sono i cambi quest'oggi per la Seth Torres, assente anche Vasselli e come detto assenti Trucchetti ed Enrico Casu, oltre l'assenza di Vargiu. Non presente neanche in panchina Merella, ci prova con la tripla, l'errore, rimbalzo da parte di Piredda. Angius si arresta in un fazzoletto, tripla, primo ferro, Ubalek a rimbalzo. Si viaggia a ritmi non troppo elevati in questo avvio, sono passati 2 minuti, 2 sono anche i punti a testa per le squadre. Perde palla Spano, la recupera Riccardo Angius, transizione, Raffo sino in fondo, l'errore di Edoardo Raffo che ha trovato lo spazio però sbagliando il tiro. Pisano è già dall'altra parte, 2 liberi in arrivo per il nativo di Porto Torres. Eccolo qua, il primo replay con la nuova inquadratura. Il nostro Papura che si è adoperato, come sapete, per apportare modifiche ogni giornata e devo dire tanta roba. Lo sperimentiamo adesso al tiro libero, lo sto vedendo per la prima volta insieme a voi. Sembra un po' quelle inquadrature che aveva proposto l'Eurolega qualche anno fa, che metteva la telecamera sul canestro e ogni tiro libero si vedeva soltanto la palla dal canestro, come ha fatto vedere Papura qualche secondo fa, esatto, come si vede in questo momento, sfruttabile soltanto per il replay immagino, come in questo caso. Bellissima, bellissima questa camera. E mentre Senori che si porta sul +2, salutiamo anche Eleonora che ci segue da casa. Realizza Piredda, il canestro è buono, quindi 2 potenziali giochi da 3 punti, in questo caso mandata a bersaglio da Piredda. Concretizzato, primo vantaggio della partita per la Seth Torres sul 4-5. Verlik si svita, Merella vuole andare sotto, palla per Spano che in qualche modo la controlla. Stanno per scadere 24, deve mettersi in proprio il numero 7, lo fa però sbaglia, il tap out vincente di Ubalek, extra possesso per Senori. Merella per Verlik, sotto per Ubalek che in un movimento solo si svita, sale al ferro, ne mette 2. Giri Ubalek +1 Senori. Immediatamente Simone Casu si arresta e realizza la tripla in transizione. Seth Torres che sta giocando leggera e si vede in questo avvio, +2. Ubalek, partenza di Giri Ubalek, il tiro accolto dal ferro, 4 in fila per il numero 40. Raffo, Simone Casu realizza Edoardo Raffo, se non sbaglio, il tiro mi son perso chi ha realizzato, comunque è stata una tripla per la Seth Torres, +3 Merella dietro schiena, grande partenza sino in fondo, primo ferro per il capitano Angius dall'altra parte con il pallone per
Pired e poi Casu da 3 punti. Questa volta il pallone non entra, ancora Pisano per Verlik, partenza, forse un contatto, Ale Verlik va sino in fondo, sbaglia e poi Alessandro Pisano di tocco realizza il 10-11. Piredda, ancora palla in mano, scarico per Stefano Piredda che vuole attaccare Merella, poi il tocco, probabilmente il numero 11 non notato dagli arbitri. Marco Piredda si deve isolare, sporcato da Verlik e poi Merella con un passaggio che illumina Verlik che va a fondare la Bimane. Più uno nuovamente per Sennori. Arrivano già i primi responsi in chat per la cam direttamente dal canestro e ci apprezziamo il replay in questo caso con la schiacciata di Verlik. Direi anche fortunato il nostro Papura perché sperimenta e subito arriva una schiacciata, quindi perfetto. Salutiamo il nostro Riccardo Corrias che ci segue in chat e apprezza questo lavoro di Papura e io non posso che essere assolutamente d'accordo. Gran bella trovata questa delle camere sul canestro e grande trovata anche di Alessandro Pisano, 6° punto della sua partita, 15-13. E poi Sennori prova ad andare in contropiede, Piredda commette fallo. No, per guardare che realizza il primo Federico Spano. Vi daremo anche conto per quanto riguarda la tripla dell'11° punto. Abbiamo il dubbio se è Raffo o Simone Casu, mentre Piredda, scarico per Simone Casu, altra tripla primo ferro presa con e dall'altra parte Ubalek realizza, dicevo, presa con grande voglia la tripla da parte di Simone Casu, primo ferro, ma poi Ubalek praticamente perfetto in questo avvio, 2 canestri da 2 punti, ci mette anche la tripla e Sennori che trova il massimo vantaggio in questo avvio. Raffo per Angius, taglio del numero 5, ancora il numero 3 che vuole attaccare, si protegge col ferro contro giri Ubalek, gran canestro di Raffo. Pisano palla in mano, Ubalek ribalta per Federico Spano, palla che arriva sotto per Verlik, vuole attaccare Verlik, si chiude la difesa, Merella, extra pass, ancora Pisano, buona difesa della Sef Torres, costretto a prendersi la tripla Merella con la santa tabella, vale 3 punti, la tripla esatto dell'11° punto, quindi dall'8º all'11° per la Sef Torres, realizzata da Simone Casu che ha 2 triple nella sua partita. Piredda penetra, sbaglia, Ubalek tocca e poi controlla Merella, più 7 Sennori. Pisano, gran passaggio illuminante per Verlik, si apre l'area, riceve Ubalek, mismatch favorevole, si allontana dal ferro, vediamo se si prende la tripla, vuole andare sotto da Merella che si prende il tiro, palla che non entra e quindi Angius, 3 minuti alla fine, pochi fischi in questo primo quarto che sta viaggiando veloce e Verlik nuovamente contropiede, Alessandro Verlik, time out Torres, 24-15 e pronti anche 3 cambi per la InView Sennori. Eccolo qua il replay, davvero bella questa inquadratura, questa ovviamente sono solo delle prove in vista anche dei playoff, abbiamo la fortuna di potervi raccontare questa è la prossima sfida contro il CUS, anche per fare questi accorgimenti della regia, 2 sfide che non conteranno niente per quanto riguarda la classifica, ma per noi contano tanto perché è allenamento mediatico tra virgolette. E poi ricordiamo che sarà dal 27 aprile inizieranno i playoff, Sennori al fattore campo, quindi in caso di avanzamento nel tabellone le prime 3 sfide saranno
tutte in casa, la seconda in trasferta, eventuale gara 3 in casa, e ovviamente speriamo che non ci sia bisogno, però sicuramente in caso di avanzamento del tabellone potremo raccontarvi 3 partite in casa con queste novità. Quest'oggi non abbiamo fatto il prepartita, ma dai playoff faremo come al solito il prepartita che ha contraddistinto le ultime nostre dirette casalinghe, e anche queste inquadrature che rendono più piccanti le dirette, ma soprattutto le rendono più interattive per voi amici a casa che le seguite. Quest'oggi pochi utenti collegati, anche un po' dimostrazione, diciamo, della partita non così di cartello come quelle che vi abbiamo raccontato finora, anche grazie al percorso netto di questa squadra. Però c'è da dire una cosa, sicuramente non manca l'apporto del pubblico qui al campo. Triplice cambio con Pugioni, Cabras e Piras che sono entrati in campo. Al posto di Merella, Ubalek e Pisano. Fallo nel mentre fischiato proprio al neoentrato Simone Piras sul +9 Sennori. Adesso Torres che ancora non ha mandato in campo forze fresche. Lo fa adesso, primo cambio, si alza dalla panchina Panay. Assente anche, ma presente in panchina con la squadra, Federico Tanda. Sono ben 5 le assenze per la Sef Torres, praticamente un quintetto titolare, ovvero Trucchetti, Casu inteso come Enrico, Federico Tanda, Vasselli e Vargiu. 5 giocatori assenti per... Sì, tra l'altro Enrico Casu intervistato da Sarda Sport, uscita oggi sui social, ma Enrico Casu e Trucchetti impegnati con la prima squadra in quel di Pistoia. Torres che comunque se la vuole giocare con Raffo. Se c'è un giocatore che non molla mai è proprio il numero 3, altri 2 per Edoardo Raffo. 24-17, buona uscita dal time out per la Sef Torres. Pireda ci mette anche la mano. Numero 11 Stefano Pireda che è tornato con la sua squadra dopo qualche giornata ai box per problemi fisici. Qua mi suggeriscono dalla regia, infatti, che poi pure ha letto l'intervista di Enrico Casu, che cita appunto questo finale di stagione dicendo che la Sef Torres darà il tutto per tutto in casa della Ferrini, come è stata una battaglia ugualmente l'anno scorso per ottenere la finale. Quest'anno sarà una battaglia per ottenere un posto ai playoff, quindi settimana prossima Ferrini Torres sarà una partita davvero davvero clamorosa e vi invitiamo a seguirla. E io direi anche di dare qualche aggiornamento appena il nostro Papura magari mi dà Fipstats, vi do aggiornamenti riguardo le altre partite. Si sta giocando, anzi è iniziata un'ora fa, una sfida a dir poco importante, quella del Sant'Orsola e anche quella del Kusner, mentre Edoardo Raffo, momento splendido il numero 3 che contro il suo amico Pugioni questa volta sbaglia. A proposito di interviste, bella l'intervista di qualche mese fa realizzata da Basketland e da Ilaria Mura, intervistati proprio Pugioni e Raffo, i due molto amici quest'oggi sono nemici sul parquet. Cabras, l'ex di turno, ne mette 2 Sennori nuovamente sul +9. Giornata, 21esima giornata, ovvero penultima, che si è aperta con la sfida tra Polisportiva Dinamo e Sant'Orsola, mentre Tola che è entrato in campo ed è subito riuscito, forse problema fisico. È arrivato anche un antisportivo, ma Federico Tola che è entrato in campo è subito riuscito. Non sappiamo se problema fisico e non gli consente di continuare il match. Probabile prende la via degli spogliatoi Federico Tola, probabile non riesca a proseguire nel match. Pireda che realizza, nel mentre vi dicevo Sant'Orsola che
in casa della Polisportiva Dinamo è in vantaggio di quasi 20 punti all'inizio del quarto quarto, e quindi il Sant'Orsola, usiamo il condizionale ovviamente, però dovrebbe vincere questa partita e quindi salire a quota 16, chiudendo così il campionato a quota 16, perché poi riposa l'ultima giornata. E nel mentre si sta giocando, ha fatto il suo dovere Sant'Orsola, vincendo tra l'altro le ultime 2 partite, 3 delle ultime 4. Nuoro invece sta perdendo con l'Olimpia Cagliari. Coral che sta battendo di poco Calasetta, anche per rimanere in tema con quello che ci siamo detti ieri in puntata con i nostri pronostici, e soprattutto la partita forse più importante di questa giornata, ovvero Cus Sassari contro Antonianum. Partita che segue con grande attenzione anche la Sef Torres, perché in caso di vittoria del Cus Sassari farebbe un favore importantissimo alla Torres, e seguiremo anche questa, l'Antonianum che deve assolutamente vincere per rimanere attaccata ai playoff. 1 minuto alla fine elementa del primo quarto, Senoli sul +6. Poi durante la partita vi apriremo le statistiche per darvi qualche aggiornamento anche delle altre partite. Senoli che non riesce a realizzare, quindi 26-20, iniziato adesso l'ultimo minuto di primo quarto. Penetrazione di Panay, alza la parabola, non riesce a trovare l'angolo giusto, e quindi Simone Pilas torna da Puggioni. Pisano ribalta completamente il pallone, trova Marreu per una tripla sbagliata, Pilas a rimbalzo, ottiene il possesso, subisce anche il fallo, 2 liberi. Un raro rimbalzo in attacco per Simone Pilas, nel mentre siamo fortunati perché entra proprio in questo momento la squadra di Carbonia, riconosco lo stemma da qua, squadra che milita in Serie D, probabilmente quest'oggi impegnata in quel di Sassari, si è recata a seguire la partita di Senori. Squadra di Carbonia che è seconda nel campionato di Serie D, alle spalle solo della Demone Sozieri, quindi una squadra che è probabilmente prossima alla Serie C anche per studiare questo campionato. Adesso vado sul sito della FIP per, anzi, chiediamo a Papura di andare, esatto, andiamo a controllare contro chi ha giocato Carbonia. Ho riconosciuto Cau, un giocatore di Carbonia molto molto forte, che sta ottenendo grandi cifre quest'anno. Mentre 20 secondi con Angius chiamato. Al possesso, arriva il fallo. Appunto, infatti controlliamo sul sito della FIP. Carbonia gioca domani contro Aurea, quindi a Sassari. Probabilmente sono voluti fare una vacanza, e vediamo anche il nostro Rafael che è a colloquio proprio con un giocatore del Carbonia, e sicuramente hanno voluto fare una vacanza lunga, a meno che non hanno amici in zona. Si sono recati a vedere la partita. Ricordiamo, Carbonia, Senori Carbonia sono già affrontate in Serie D, quindi magari noi non lo sappiamo, magari qualche contatto, qualche amicizia può essere rimasta, quindi loro hanno approfittato di questo momento. 7 punti tra le squadre. Pisano chiamata al tiro allo scadere, se lo prende e per poco non manda a bersaglio. Finisce il primo quarto 28-21.
abbiamo perso l'anno scorso ai playoff con la Torre. Quel tiro da 3 che c'ha, c'è il tiro. No, è in Spagna, In Spagna in Erasmus, Biolchini. gli occhi, grazie. Gli manca, anche oggi gliene mancano 5, Ah, considerando anche lui sono 6. Ah, ho capito, ma Dore è andato fuori, sì. Ah, in Spagna. In Spagna, Biolchini. Ha fatto metà anno, a gennaio ha fatto l'ultimo e poi Ah, poi è partito. partito in Spagna. Sì, sì, sì. In Serie C, no? No, in Spagna a fare l'Erasmus. Ah, Erasmus. Sì, sì. Iniziato il secondo quarto, comunque non sappiamo bene se sono partiti prima, sappiamo che giocano domani, comunque per noi è un piacere che Carbonia si trova in zona e si è recata qui al palazzetto per seguire la nostra partita. Questo è anche applauso del lavoro ottimo che sta facendo la società da tanti anni, non solo per quello che vedete sul parquet, ma anche per tutte quelle relazioni che ruotano attorno al mondo della pallacanestro. Per noi è il ricordo più fresco e lampante è l'ottimo rapporto che abbiamo mantenuto con i tifosi di Gorizia e con la dirigenza goriziana, visto lo spareggio dell'anno scorso, nemici in campo ma amicissimi fuori, tanto che probabilmente i tifosi di Gorizia verranno a vedere le partite dei playoff, forse, chi lo sa, ovviamente non si dice niente perché non si sa se Seno arriverà in finale o meno, però sappiamo che loro vogliono venire a tifare Senior, quindi questo è un orgoglio unico, è nato un gemellaggio, direi. Tornando al match, Angius, gran palleggiarista di tiro, figlio d'arte, il figlio di Luca Angius, e si vede tutta la classe del numero 5. Mentre la nostra chat, che è splendida, ci aggiorna per il nostro dilemma riguardo i giocatori di Carbonia. Infatti quello che il ragazzo che ci ha risposto è un giocatore di Arzachena, salutiamo tantissimo, dovrebbe, poi magari mi sto confondendo, ma dovrebbe trattarsi di un giocatore di Arzachena che gioca in Serie D e quindi sa queste dinamiche che i giocatori di Carbonia partono sempre un giorno prima, giustamente se la prendono con calma, e quest'oggi hanno deciso di passare il sabato pomeriggio qui in quel dissorso, partita che comunque rimane combattuta. È arrivato il fallo tecnico contro Piredda mentre proprio stava abbandonando il campo e si è lamentato, ha preso fallo tecnico. Abbiamo parlato di Serie C, di Serie D, possiamo anche anticipare che domani, senza bisogno di anticiparlo, si sa già, domani gioca anche la promozione contro Dorgali, in quel di Dorgali. Papura ci sarà, giusto? Domani si parte a Dorgali. Promozione della Innovius Senior allenata dal coach Roberto Bertolini, che cercherà di agguantare, immagino, il terzo posto, è l'obiettivo massimo, forse addirittura anche il secondo, con gli scontri diretti a sfavore con Ploaghe, però con l'Olimpia Olbia a favore e a sfavore con Ploaghe, a favore con l'Olimpia, sì. Quindi quali sono le giornate adesso che mancano alla promo? Vi manca Dorgali? Quante ve ne mancano? 4? Ma è un recupero. 2 partite e basta mancano. Quindi Seniori che può prendere 4 punti e chiudere il campionato a 24, se non sbaglio siete a 20, poi controlleremo. Vabbè, piccola parentesi per quanto riguarda la promozione, mentre avevo ragione, Deiana è proprio il nostro Ludeiana 12, è il giocatore di Arzachena, grazie mille caro, che ci illumina e soprattutto ci segue, e questo lo apprezziamo tantissimo. Torres che non trova i 2 punti, Cabras conquista il rimbalzo. Ok, correzione, Senior in promozione potrebbe chiudere a quota 26 punti.
Quindi se ne sono andati 2 minuti dall'inizio del secondo quarto. Pugioni, palla in mano, circunnaviga il ferro, tripla di Simone Piras, 32-23. Sbaglia poi Piredda. E ovviamente mi collego alle parole del nostro amico che gioca ad Arzachena, perché c'è una gran bella bagarre anche in Serie D. 4 squadre che si giocano gli ultimi 2 posti ai playoff, lo stesso in promozione, anche in Serie C, campionati che sino alla fine non sono per niente scontati. È davvero bello assistere a queste giornate prima della post season con le squadre che, al di là del fatto che siano in alto e in basso in classifica, giocano con un mordente unico, perché significa davvero situazioni da dentro o fuori. Altro rimbalzo di Simone Piras che ci ha preso gusto quest'oggi. Pugioni, si fa vedere Ubale che riceve, ribaltamento non per Merella, palla che arriva subito sotto per Cabras, alza la parabola, sbaglia, riconquista il rimbalzo, altri 2 per Matteo Cabras, che ha questa caratteristica: sbagliare e conquistare il suo stesso rimbalzo e metterne 2 a tabellone. Giordo, palla in mano, attacca Giordo fino in fondo, si protegge con la mano sinistra Alessandro Giordo. Ancora Ubalek per Cabras, è una costante di questi ultimi 2 minuti e, come detto in precedenza, ancora questa capacità di recuperare il pallone, ma non riesce a trovare il fondo della retina. Panay consegnato con Angius, Giordo fa ancora penetrazione, Giordo fino in fondo, questa volta non riesce a trovare i 2 punti, ma grande capacità del numero 7 di trovare il pertugio per andare a canestro. Tocco di Angius, palla per la Innovius Sennuri. Altri 2 cambi, torna in panchina Simone Piras, ottima la sua prova finora. E dall'altra parte entra il numero 16, che dovrebbe trattarsi di Pazzola, erroneamente chiamato, esatto, numero 16 Riccardo Pazzola. Se vi ricordate, partita contro la Dinamo Academy al Palazzetto, Matteo De Rosas chiamato dal sottoscritto come Pazzola per quasi tutta la partita. In realtà ho confuso le 2 squadre, perché Matteo De Rosas gioca alla Dinamo Academy e Pazzola, entrato in campo in questo momento, gioca con la Sef Torres. De Rosas che ha segnato con una schiacciata anche al Palazzetto in contropiede nei minuti finali. Quindi Sennuri che non realizza e rimane sulla singola cifra di vantaggio, sul +9. Raffo attacca e scarica Simone Casu, tripla aperta per Angius, realizzata. Riccardo Angius, tripla, 34-28, e questa volta è coach Gabriele Piras a chiamare time out a 6 minuti e 04 alla fine del terzo quarto. Vediamo anche qualche statistica dei ragazzi in campo, con la Torres che ha in Riccardo Angius il miglior realizzatore. Sette punti, miglior marcatore fino a questo momento per la Sef Torres, Riccardo Angius. 6 punti a testa per Raffo Stefano Piredda e Simone Casu. 2 per Giordo e 1 per Panay. Innovius Sennuri ne ha 7 Alessandro Pisano, 6 Ubalek, 5 Simone Piras, 4 per Cabras Verlik e Federico Spano, 3 per Capitan Marella e 1 per Stefano Pugioni. Andiamo, situazione falli, 2 per Alessandro Pisano. Sef Torres probabilmente è Stefano Piredda quello che ne ha di più di tutti, infatti 2 per il numero 11. Vediamo anche uno sguardo veloce alle altre partite. Sant'Orsola che è a un passo dalla vittoria, Olimpia Cagliari che sta perdendo il largo, Coral sul +10 contro Calasetta e parità nel cuore del secondo quarto tra Cus e Antoniano, partita che ci interessa tantissimo e presumibilmente finirà quando finirà la partita che vi stiamo raccontando, quindi saremo in grado forse di darvi anche il finale di Cus Antonianum. Pugioni, palla in mano, rientrata dal tenor Sennuri e deve subito dare una risposta al proprio coach. Spano si fa vedere in punta e ribalta per Verlik, non riceve Ubalek, ancora Verlik, vuole attaccare, si muove ancora Merella, Spano decide di attaccare lui, quindi Verlik, stanno schiacciando i 24, tiro impossibile, arriva l'errore.
Rafa a portar palla. Ancora Angius, arriva il blocco di Pazzola, si arresta, questa volta stoppato da parte di Ubalek che ha capito le intenzioni del numero 5, quindi Merella, transizione dietro la schiena, deviazione di piede, ma ovviamente la sportività del nostro capitano regna sempre su tutto, ammette di aver toccato lui per ultimo, cosa che il 99% dei giocatori non lo fanno mai, ma lui sì, sportivissimo il nostro capitano. Palla alla Sef Torres, è preciso a dire anche che l'ha fatto con Gorizia quando il punteggio era di parità, quindi non lo fa solo in queste partite ma lo fa a prescindere. Giordo da 3 dall'angolo, l'errore, Ubalek arpiona questo rimbalzo. Puggioni, palleggio vivo, ancora Puggioni dietro la schiena, raddoppiato, tripla, piedi a posto, Giri Ubalek, solo rete, nuovo più 9 che ancora a segno di non riesce a trovare la doppia cifra di vantaggio, si viaggia sul più 9. Raffo, seconda metà di secondo quarto iniziata, Raffo consegnato che non va a buon fine, si fa vedere Pazzola, gran palla per Simone Casi, ne mette due appoggiati al vetro, proteggendosi con la spalla. E la Torres che comunque è lì. Ubalek, penetrazione, Ubalek fa vibrare il ferro e adesso siamo curiosi di goderci il replay con la nostra inquadratura. E guardate quanto vibra dal nostro replay. Papura ha scelto la giornata perfetta. E vibra ancora, vibra ancora. Merella sbaglia, Ubalek, altri due. Showtime Giri Ubalek, 2 azioni di pregevole fattura. Piredda, penetrazione, va sino in fondo, 2 punti contro Ubalek. (41-34), Merella nell'angolo per Verlik, secondo ferro, Piredda trova rimbalzo. Piredda tripla dall'angolo, 5 in fila per Piredda e la Sef Torres è lì sul -4. Ancora Ubalek, palla a mano, vuole attaccare, si appoggia al tabellone, non arriva la realizzazione, forse fallo dall'altra parte. Raffo per Giordo sino in fondo e la Torres è sul -2 a 2 minuti alla fine del secondo quarto. Grande reazione dei ragazzi allenati da coach dell'H. Merella per Puggioni, Pisano per Merella da 3 punti, il capitano non sbaglia e rispedisce sul -5 la Sef Torres. Prima tripla di Merella quest'oggi. Piredda attacca sino in fondo, arriva l'errore.
Spano attacca, Vassina in fondo, canestro non buono. Verrick vuole imitare il suo collega Gini Ubalek provando ad andare fino in fondo. Stavolta viene fermato dalla difesa, rimessa ancora a segno. Ubalek sbaglia ma poi trova il pallone nuovamente, altri due per il numero 40. In un attimo il segno ritorna sul +7, 5-0 di parziale. Raffo, ancora Raffo, si svita, alza la parabola. Edoardo Raffo, gran bel giocatore il numero 3. Pisano, piccherò laterale con Spano, fallo in attacco del numero 7. Piredda prova il tiro, lo sbaglia, si combatte a rimbalzo. Palla a segno di 44 secondi alla fine del secondo quarto. Ubalek si prende la tripla, va corta sul primo ferro. Piredda, Raffo se la prende lui la tripla, palla che non entra, sempre 5 punti. Ubalek, Merella, Verlik vuole ribaltare ma colpisce il ferro. Due secondi, Piredda sino in fondo, chiude benissimo la Torres, 3 punti fra le squadre. 46-43, pausa lunga e poi torniamo per il terzo quarto. Last year, who the fuck are y'all? I swear it feels like the last few nights. We've been everywhere and back, but I just can't remember it all. What am I doing? What am I doing? Oh yeah, that's right, I'm doing me. I'm doing me. I'm living life right now, man. This is what I'ma do till it's over. Till it's over, but it's far from over. Alright, bottles on me. Long as someone drink it, never drop the ball. Fuck it, y'all thinking. Making sure the young money ship is never sinking. About to set it off in this bitch
Jada Pinkett. I shouldn't have drove. Tell me how I'm getting home. You too fine to be laying down in bed alone. I can teach you how to speak my language, Rosetta Stone. I swear this life is like the sweetest thing I've ever known. Got to go Thriller, Mike Jackson on these niggas. All I need is a fucking red jacket with some zippers. Super good Smitto, a package of the swishers. I did it overnight, it couldn't happen any quicker. Y'all know them, but fucking me either. But point the biggest skeptic out, I make him a believer. It wouldn't be the first time I done it, throwing hundreds when I should be throwing ones. Bitch, I run it. I know way too many people here right now that I didn't know last year. Who the fuck are y'all? I swear it feels like the last few nights. We've been everywhere and back, but I just can't remember it all. What am I doing? What am I doing? Oh yeah, that's right, I'm doing me. I'm doing me. I'm living life right now. Till it's over, till it's over, but it's far from over. One thing about music, when it hits you feel no pain. And I swear I got this shit that make these bitches go insane. So they tell me that they love me, I know better than that. It's just game, it's just what comes with the fame. And I'm ready for that, I'm just saying, but I really can't complain. Everything is kosher, 2 thumbs up, even and Roper. I really can't see the end getting any closer, but I'll probably still be the man when everything is over. So I'm riding through the city with my high beams on. Can you see me? Can you see me? Get your vibes in on. Y'all just do not fit the picture. Turn your widescreen on. If you thinking I'ma quit before I die, dream on. Man, they treat me like a legend. Am I really this cold? I'm really too young to be feeling this old. It's about time you admit it. Who you kidding? Man, nobody's ever done it like I did it. I know way too many people here right now that I didn't know last year. Who the fuck are y'all? I swear it feels like the last few nights. We've been everywhere and back, but I just can't remember it all. What am I doing? What am I doing? Oh yeah, that's right, I'm doing me. I'm doing me. I'm living life right now, man. And this is what I'ma do till it's over, till it's over. But it's far from over. Yeah, that's right, I'm doing me. I'm doing me. I'm living life right now, man. And this is what I'ma do till it's over, till it's over. But it's far from over.
Disguise, I was hypnotized, lost the track, struggled back. I wanted easy stuff to please me. Something in the dark began to squeeze me. Seen it there, then it in the mirror. Totally focused, hocus pocus. Then I give into this thing, ripping my skin to win. Thinking how to add the lights of the cars going by in a stream. Seems like I stand pretty much unseen, but I open my eyes and beams come in. Give me symphonies, give me more than the light. Iniziato il terzo quarto, solo 3 punti tra le squadre. Torres che in chiusura di secondo quarto è tornata a ridosso della NV Senior. Verlik sotto per Ubalek, giocata benissimo. Peccato che il buon Giri non riesce a trovare 2 punti. E coach Piras con le idee chiare. Nel mentre vi stavo cimentando la regia e vi ho tolto il punteggio, amici, a casa 46 a 43. Difesa allungata per Sennori. Raffo, autore di un buonissimo primo tempo, il migliore dei suoi, pound by pound come direbbero in America. Ancora Simone Casu, palleggio destro e tiro, alza la parabola primo ferro, rimbalzo controllato da Ubalek. Merella ribalta completamente il lato per Verlik dalla sua posizione, scarico per Spano, altro extra pass, si chiude bene la difesa della Sef Torres, ci mette la mano Piredda. Mentre ingresso trionfale per Antonello Sorci, quest'oggi tifoseria d'eccezione qui a Sorso. Spano ribalta per Verlik, ancora il pareggio vivo numero 14, a affrontare Raffo, il nativo di Castelnuovo si arresta, il tiro però è corto. Torres che sta facendo la voce grossa difensivamente parlando, Piredda sino in fondo, Angius torna fuori da Marco Piredda. Pareggio restrittivo il numero 8, secondo ferro Piredda combatte ma arriva il terzo fallo di Stefano Piredda, questo sì che è pesante per la Sef Torres. Pisano per Verlik che alza per Ubalek, il pallone è controllato al numero 40 che poi con un angolo difficile trova i 2 punti che sbloccano Sennori e la portano sul 48 a 43. Raffo palla in mano, attacca immediatamente, Raffo sino in fondo contro Ubalek, si chiude la difesa. Piredda contro Spano, vuole andare sino in fondo, ancora una volta 2 giocatori su di lui, è costretto a un tiro difficile, infatti lo sbaglia. Ubalek palla in mano, Merella sotto per Verlik, il taglio di Pisano, ancora Verlik in svitamento, palla che rimbalza 2 volte sul ferro e non entra, e quindi dall'altra parte Marco Piredda. Torres ancora secco in questo secondo tempo. Simone Casu, palleggio vivo, Piredda ancora per l'altro Piredda, Stefano. Raffo ribalta per Angius, stanno per scadere i 24, deve tirare da casa su Angius, palla che per poco entra e quindi Ubalek scambia con Verlik, ancora Ubalek, formato il triangolo, penetrazione di Verlik, si chiude la difesa in qualche modo, trova Giri Ubalek, sbaglia una volta, sbaglia 2 volte, anche la terza, ma la quarta opportunità è quella buona. Giri Ubalek, un combattente, il numero 40, 50-43 più 7, time out Torres. Aggiornamenti dagli altri campi nel mentre.
Sant'Orsola che ha vinto la sfida contro la Dinamo 61-86 e chiude così il suo campionato a quota 16. Adesso ha fatto il suo dovere e deve solo aspettare il risultato delle altre per sperare un posto nei playoff. Nuoro che è tornata in partita, 10 punti fra le squadre, ma Olimpia Cagliari che presumibilmente riuscirà a controllare e portare 2 punti a casa per Coach Zucca. Cora al 60, Calasetta 48, quindi Papura si sta avvicinando come Giri Ubalek al pronostico che danno Cora al vincente, sbagliando però quello su Nuoro, e il Cus che sta vincendo di 12 punti. Per quanto riguarda il pronostico di Giri per la puntata di ieri, ma clamorosa la vittoria in questo momento del Cus di 12 punti con l'Antonianum. Significherebbe Cus torna in gioco, ma significherebbe Antonianum quasi fuori dai giochi e l'ultima giornata sarebbe davvero un tutto per tutto. Canestro in uscita dal time out per Piredda, 5 punti fra le squadre. Ubalek per Pisano, mentre il nostro Antonello Sorci si accorge della nostra postazione e ci saluta, ospite della puntata forse più bella quest'anno, con Antonello e Marco Spisso in collegamento, e ce l'aveva promesso Antonello Sorci che sarebbe venuto a vedere una partita della NV Seniori, ed eccolo qua alla penultima di campionato, sempre con la Torres, esatto, una costante. Simone Casu palla in mano, ribalta completamente per Angius, ancora Piredda, si vuole caricare la squadra sulle spalle, va fino in fondo, non trova i 2 punti. Merella dall'altra parte, palleggio vivo, scarico bellissimo per Veric, piedi a posto, tripla sbagliata, ma Ubalek l'ennesimo rimbalzo della sua partita, eccolo qua che si alza per un'altra tripla realizzata. Non c'è niente da fare con questo giocatore, straripante Giri Ubalek, 5-3-4-5. E Raffo dall'altra parte a sfidare Ubalek, che ne mette 2 in una sfida che sa anche di Summer Madness. Cenno d'intesa fra i due, si rispettano tantissimo. Merella, uscita perfetta, tripla che non va, serve solo ad aggiustare la rettina. Piredda dall'angolo, tripla che non entra, e poi Merella nuovamente a rimbalzo. Ubalek, Spano, penetrazione verso il centro, fallo di Angius. Torna in campo Simone Piras, Matteo Cabras al posto di Spano, che dovrà però prima tirare 2 liberi, quindi doppio lungo per Coach Piras, vista anche l'assenza di Andrea Cordedda. Più 7 Seniori, Stefano Pira da palla in mano, scarico per Simone Casu, ancora Piredda, ancora contro Ubalek per Angius, altra penetrazione, si tratta di Raffo, fallo in precedenza di Spano che torna in panchina, doppio lungo in arrivo per Senior. Passaggio fuori misura, palla persa a Torres. Federico Tola, che nel mentre non è neanche più in panchina con i suoi compagni, abbandonato la sfida, problema fisico per Federico Tola, rimbalzo di Simone Casu, prova
a spingere per Raffo sino in fondo, è salito in cielo Merella e poi il fallo antisportivo di Simone Casu. Qua forse un abbaglio degli arbitri, fallo normale sembrava di Simone Casu. Simone Pila si mette d'accordo tutti facendo 1 su 2 e rimessa a Sennori. 55-47, Torres che è stata anche sul -3 ma non è riuscita in questo terzo quarto a rientrare, soltanto 4 punti segnati. Ubalek, spazio per un'altra tripla ma sceglie l'assist per Cabras, 2 per Matteo Cabras e arriva adesso il +10 Sennori. Ancora Raffo a tutto tondo nell'attacco della Sef Torres. Simone Casu, limitati anche dalle rotazioni, si fa sentire la stanchezza, fallo in attacco, altro fallo contro Simone Casu, ci verrebbe da dire poverino il numero 2. Due falli in un amen, è stato bravo il difensore a farlo notare assolutamente. Torna in campo anche Stefano Pugioni. Enrique non deve fare l'errore di allentare la presa, proprio per questo ha messo in campo Stefano Pugioni, che è un giocatore che dà sicuramente un'impronta di velocità e ritmo all'attacco. Qua Sennori perde il pallone, Giordo lo riconquista, palla per Panay che da solo in contropiede realizza 2 punti in pieno stile Pippo Inzaghi. -8 per la Torres. Ancora Merella, palla in mano, Pugioni non riceve, Cabras deve fare da sponda per Pugioni che prende il blocco di Ubalek. Pugioni vuole attaccare, ancora uno scarico per Simone Pila, si rifiuta il tiro, penetra e scarica, si muove benissimo, Merella si alza da 3 punti allo scadere dei 24, con annessa l'esultanza del fratello Martino presente qui nel parterre di Sorso. +11 Sennori, adesso Sef Torres in difficoltà. Vedremo se ne avrà la squadra allenata da coach della K per rientrare anche questa volta. Raffo, tripla importante, Edoardo Raffo, il migliore dei suoi in questa partita. Riceve Giri Ubalek, 2,5 alla fine del terzo quarto, sotto per Cabras. Si chiude Panay, ancora Cabras sino in fondo. Matteo Cabras, sfida fra 2 ex compagni di squadra, la vince il numero 13 sennorese e riporta i suoi sul +10. Piredda si prende il tiro da lontano, Piredda. E ancora Matteo Cabras, 6° punto di questo terzo quarto e +12 Sennori. Raffo, ancora Raffo, Giordo rifiuta la tripla, sotto le gambe, Raffo attacca, trova Panay che però mette un piede fuori, palla a Sennori. Si riposa Ubalek, rientra Paolo Marreu per questi ultimi 102 secondi di terzo quarto. Ancora Pugioni, si arresta, scarica per Marreu, piede a posto, tripla di Paolo Marreu che non entra e quindi Marco Piredda. Piredda scarico, ma prima dello scarico c'è il fallo.
Recupero di Simone Piras che può andare da solo in contropiede. Va a realizzare altri 2 punti, massimo vantaggio assoluto nella sfida, più 14. Ancora Raffo, passaggio bellissimo per Piredda, 2 punti. Merella fino in fondo, altri 2 per il capitano. Ultima azione per Senior di questo terzo quarto, discrepanza di circa 7 secondi. Merella deve attaccare, 8 secondi, si prende la tripla con lo step back, non entra ancora, Cabras a rimbalzo, palla a 2. Palla 2 che premia la Seth Torres, che avrà 11 secondi per concludere. Ritorna in campo Angius, presumibilmente per l'ultimo tiro. E chiude il quarto Stefano Piredda con la tripla almeno 11, 68-57. Finisce anche il terzo quarto di gioco. Ricordiamo che la diretta odierna è offerta da 2 nostri partner, Oleificio Secchi e El Burladero. Ringraziamo tantissimo per la collaborazione a tutti i nostri partner che ruotano attorno al mondo della pallacanestro senior. Sono davvero tanti e per noi è un piacere quando mancano ormai 50 minuti alla fine della stagione. 40 devono ancora arrivare, 10 alle porte. Il senior davvero a un passo da fare un incredibile record, perché è davvero un unicum provare a chiudere un campionato di Serie C senza sconfitte. Si avvicina al 38esimo punto e poi settimana prossima possibilità di conquistare anche il 40esimo. Vediamo un po' di statistiche, anzi prima andiamo a guardare subito l'aggiornamento per quanto riguarda Cus Antonianum. Antonianum che è tornata lì a meno 5, 66-61, e la seguiamo con grande interesse perché ricordiamo il Sant'Orsola ha vinto ed è a quota 16 punti, scavalcando così Torres, Antonianum. Antonianum l'aveva già scavalcata, scavalcando così la Torres, però non giocherà l'ultima giornata. La Torres deve affrontare quest'ultimo quarto e poi avrà la Ferrini all'ultima. Quindi la vittoria del Cus contro l'Antonianum aiuterebbe tantissimo i piani della Torres, perché in caso di vittoria dell'Antonianum, Torres è proprio la squadra dove gioca Jonathan Putignano. Sarebbero pari a quota 14 con una giornata da giocare, e l'ultima giornata ci sarebbe Antonianum, Nuoro e Ferrini Torres. Mamma mia, auguri per chi vuole fare dei pronostici. Noi ci abbiamo provato, per ora un fiasco. L'ultima passeggiata scorsa un fiasco. Iniziato il quarto, zona di coach dell'H. Vuole provare con la squadra decimata a rimontare. Pugioni vuole subito mettere le cose in chiaro. E ovviamente solo rete Stefano Pugioni, più 14. Ancora Angius, penetrazione sino in fondo, sbaglia Angius, quindi Pugioni a rimbalzo. Vuole spingere il numero 5 che ha tanta voglia di giocare. Piras da 3, l'ultimo tocco è di Giordo, palla bianca. Ancora Pugioni, se la prende, 2 in fila e dedica a Marco Vasselli. Sono molto amici, ovviamente lui è molto amico con tanti giocatori della Seth Torres, una persona squisita Stefano Pugioni, davvero. Qua un momento anche di trash talking positivo, mettiamola così, con i suoi amici della Seth Torres,
Piredda realizza altri 2 punti. Piredda e Raffo, davvero 2 grandi giocatori. Pugioni per la terza tripla in questo quarto non va, e quindi ancora Seth Torres a viaggiare. 15 punti sono tanti, ma vuole provare a rientrare nel punteggio con il giocatore di Macomer che si fa guadagnare fallo. Terzo fallo per Simone Piras. Ancora Piredda, si apre, vuole attaccare Piredda sino in fondo, si protegge col ferro e tabellone. 2 sicuri, terzo in arrivo, fallo di Paolo Marreu. Straripante il numero 11, che ha sempre questo atteggiamento un po', tra virgolette, scocciato, quasi la Luka Doncic, no? Che quando gioca non un po' scocciato le decisioni degli altri, ma gioca davvero con una prepotenza sportiva unica. Difendere su Piredda deve essere davvero, davvero difficile. E un saluto agli amici in chat, specialmente agli amici di Castelnuovo che ci seguono sempre. E Piredda realizza almeno 12. Ancora Pugioni, proprio contro Piredda. Marreu ribalta per Simone Piras, si muove sotto Cabras ma non riceve, lo fa adesso contro Raffo. Ancora Cabras, vuole far valere i muscoli, lo fa splendidamente Matteo Cabras, un fattore lì sotto. Marco Piredda, 8 minuti alla fine della partita, vuole attaccare Simone Piras, si arresta. Ancora Marco Piredda, palleggio difficoltoso, Giordo, tripla che non entra, presa comunque con determinazione. Pisano dall'altra parte, passa da Cabras che questa volta decide di attaccare. Marreu libero, non prende la tripla, torna da Pugioni. Ultimi 10 secondi dell'azione in arrivo. Pugioni palleggia, arresto, tiro, secondo ferro, si combatte a rimbalzo, fallo di Cabras. E torna Simone Casu per Giordo. Raffo nell'angolo per Simone Casu che è tornato in campo, tripla di Piredda. Ancora lui con l'esultanza. Giocatore che è sempre meglio averlo in squadra che contro. Ne mette 3 e riporta i suoi su meno 11. E mai dare per scontate le partite quando gioca Stefano Piredda. Cabras però non ci sta, è una sfida Piredda-Cabras in questa fase. E ancora il numero 11 ad attaccare. Questa volta Marreu si ricorda di essere un signor difensore e lo limita, infatti palla persa. È bastato solo piegarsi sulle gambe per Paolo Marreu per condizionare il passaggio di Piredda. Ancora lunga, 7 minuti scarsi alla fine. Chiama lo schema Pugioni, doppia uscita, si muove Pisano e riceve, tripla immediata, il numero 21 che non entra. Piredda ancora una volta. Simone Casu aspetta l'uscita, riceve Raffo nell'angolo per Piredda. Simone Casu da 3, non va il tiro del numero 2 Simone Piras dall'altra parte. Buona difesa di Simone Casu in questo caso, e quindi Piredda che vuole attaccare contro Pugioni, li mangia il pallone Stefano Pugioni, va a subire il fallo di Piredda. E poi ancora a gioco fermo Stefano Pugioni, l'ha rifatto nuovamente come contro Calasetta, e sempre con quella faccia innocente Stefano Pugioni, tutt'altro. Lui ti direbbe crazy. Esatto. Però c'è da dire una cosa, che la specialità della casa è nata tanti anni fa con un gran giocatore che è sempre vicino a me nelle partite in casa, il mitico Andrea Ruzzu. Proprio da questa mattonella, Andrea, proprio da qua dove ha segnato Stefano Pugioni. La specialità della casa, altri 3 punti, 81-65, il Sennoli che prova a mettere in ghiaccio la sfida. E ovviamente se Sennoli è dove è adesso è anche grazie a quelle triple di Andrea Ruzzu in quel magico anno di Serie D, passando dalla promozione, quindi
E io ho avuto il piacere di giocare anche con lui. Stavamo per partire anche in Portogallo, ma questi sono dettagli che non possiamo raccontare su Twitch. Mentre arrivano domande qui dalla tifoseria sui punti di Matteo Cabras, arriva subito l'aggiornamento. Cabras è arrivata a quota 14 punti. Raffo ci prova ancora il tiro sbagliato. Puggioni vuole attaccare, fallo di Piredda. Visto che l'abbiamo nominato, Andrea, ma adesso possiamo dire agli amici a casa cosa stai facendo? Stai giocando? Guarda, ultimamente ho mollato il basket, però sono sempre attivo nei tornei estivi, dove ovviamente sì, anche partecipi tu, tramite organizzazione e tutto, e ora mi sto concentrando un po' su altro, diciamo. Quindi ci vedremo ai tornei estivi per la specialità a casa, no? Ovviamente, appuntamento d'estate, lo sappiamo. E poi vabbè, carriera anche nella vita privata, per quello che non sta più giocando qui a Seniori, perché no? Ha fatto carriera lavorativamente parlando. Un saluto al nostro Andrea Ruzzu, non lo vedete ma è sempre qua, le partite in casa quando può lui c'è sempre. Insieme a un altro nostro gran tifoso, ovvero Matteo, il fratello, che Andrea è quasi sempre seduto alle partite in casa, mentre Matteo è sempre in piedi. Sempre in piedi, non si siede mai Matteo Ruzzu, mai. Diamo aggiornamento della sfida tra Cus e Antonianum. Erano in pareggio qualche minuto fa. No, chiedo scusa, era sotto di 5 l'Antonianum. Vediamo se è riuscito a tornare a ridosso del Cus. Non vorrei fosse morto il telefono, non l'ho aggiornato adesso. Avrà avuto un bizzo. Adesso sembra che stia andando. Adesso sto andando. Puggioni, ancora una tripla, la quarta di questo quarto. 12° punto in questa frazione per Stefano Puggioni. 13° della sua sfida. Combatte Raffo ancora. Piredda si prende la tripla. Piredda, rimbalzo di Angius che non trova il canestro. La terza occasione nel mentre sta per iniziare l'ultimo quarto. Cus avanti 6-9, 6-3. E Nuoro che ha perso di 7 con Olimpia Cagliari nonostante una rimonta nel secondo tempo, mentre Calasetta ha praticamente perso. E Coral, 2 vittorie in fila in casa e praticamente vuol dire quinto posto ufficiale per la Coral, perché essendo a pari punti con essendo a dicevo, con la Coral che è a pari punti, prima di questa giornata era a pari punti con Nuoro a quota 18, ma scavalcando Nuoro con gli scontri diretti, in questo caso sale a quota 20. Nuoro rimane a quota 18 con la sconfitta e non può più superare la Coral anche in caso di arrivo a pari punti. Quindi Coral ufficiale. Abbiamo una notizia ufficiale: oltre la prima posizione di Seniori, la seconda dell'Olimpia, anche la quinta posizione della Coral. Davvero sorprendente, non l'avrei detto io all'inizio, stavo dando quasi Coral ottava,
ma alla prima stagione da neopromossa, quinta posizione, davvero notevole per questa squadra. Direi anche quarta posizione, considerando Senori ha fatto un altro campionato, perché è una squadra che non considererei in questa classifica. Dall'Olimpia in giù, Olimpia, Calasetta, Ferrini e poi c'è la Coral. Non l'avrei mai detto, avrei pensato Torres e Nuoro sopra Coral. Gran lavoro di questi ragazzi. Nuoro l'avevano dato sopra. Nuoro sì, invece è un po' calata alla fine. Partita che sta viaggiando verso la fine, 16 punti tra le squadre, mancano 2 minuti e 50, Angius ne mette altri 2. Andiamo comunque a spulciare un po' le altre partite per vedere la proiezione. Quindi Olimpia Cagliari che ancora di più secondo posto. E il Cus adesso è sul più 7. Andiamo a guardare un po' quanti punti ha fatto il buon Saud con la vittoria ormai ufficiale per 76-61. 24 per Saud, 4 bombe, 4 canestri da 2. Gran giocatore e grande squadra la Coral, che è riuscita a vincere le partite che doveva vincere. Calasetta che chiude forse male questo giro di trasferte, perdendo 2 volte nel Nord Sardegna contro Sant'Orsola, e Coral dimostrando di essere una squadra forse corta per affrontare in maniera ottimale la post-season. E aspettiamo solo il finale con, attenzione, Antoniana, no, sembrava aver detto il contrario, 8 punti tra le squadre e il Cus che si rimette in gioco. Quindi attenzione che se il Cus dovesse vincere oggi potremmo trovarci un Cus veramente agguerrito qui a Sorso prossimo fine settimana, perché a quel punto il Cus salirebbe a quota 12 agguantando l'Antonianum e potrebbero ritrovarsi tutti a quota 14 in caso di sconfitta della Torres con la Ferrini. Torres, Antonianum e Cus Sassari. Mamma mia cosa può succedere all'ultima giornata, ma ovviamente il Cus dovrebbe battere Senori all'ultima e quella sì che sarebbe un'impresa per la squadra di coach Sassu. Diciamo che lo scenario più plausibile in questo caso con la vittoria del Cus potrebbe essere il Cus che arriva a quota 12 e ci rimane, perché poi magari perde l'ultima con Senori, e a quel punto l'Antonianum, vincendo con Nuoro l'ultima e sperando nella sconfitta della Torres con la Ferrini, potrebbe agguantare la Torres a 14, e lì l'abbiamo visto ieri come erano gli scontri diretti fra Torres e Antonianum. Avanti Antonianum. Quindi davvero fare calcoli, amici a casa, è davvero difficile. Attenzione Papura che nel mentre per quest'ultimo minuto e 54 vi sta mettendo in alto a destra la live, diciamo il risultato live di Cus Antonianum. È davvero un contenuto da Serie A quello che vi dà Papura, perché è come seguire su DAZN la partita e nel mentre seguire anche l'aggiornamento delle altre sfide. 5 punti tra le squadre. Potremmo chiamare Marta Villani e farci fare la radiocronaca, perché lei è lì al Cus che sta seguendo la sfida. Potrebbe essere, anzi lo faccio ragazzi, lo facciamo, dai, perché no, ce lo possiamo permettere. La sfida è praticamente andata, l'ingresso di Cabras che in lunetta sbaglia primo, ce lo godiamo questo momento. Poteva essere un tiro libero storico, stavamo facendo altro, non ce ne siamo accorti. Ancora Stefano Puggioni sino in fondo.
Allora, sei in diretta su Twitch, Marta. Ti ho chiamato per darci un po' di aggiornamenti su Cus Antonianum. Quant'è? Ok, qua è... Ok, perfetto. Qua ci siamo, lo stiamo seguendo anche noi. Quanto manca? Perfetto, mancano 6 minuti nel mentre boato per il canestro di Martino Cabras, 2 punti storici. Grazie Marta. 6 minuti, aggiornamento dalla nostra bordocampista Marta Villani. 6 minuti ancora lunghissima. Cus Antonianum 7-9-7-3 nel mentre avete sentito il boato, bellissimo. Per il canestro storico, primi 2 punti in Serie C. Per Martino Cabras, e lui può dirlo, è l'unico giocatore... Non lo so se ha messo la tripla quest'anno, forse sì. Comunque può dire... Perché non so se Gemili Busia qualcuno ha segnato, ma può dire di essere l'unico ad aver segnato sia in promo che in Serie C quest'anno. Potrebbe dire questo Martino Cabras. O sbaglio? Carlo l'ha segnato una volta. Ah no, anche Carlo Fiesoli, giustamente. Loro due, sì. Sia Carlo che Martino. E quindi non si poteva chiudere nel migliore dei modi. Canestro anche del giovane Martino Cabras Puggioni, che ha dominato questo quarto. Dominato! Andiamo a controllare, dovrebbero essere 16 i punti di Puggioni in questo quarto. 16! Allucinante. Ancora non ce li fa vedere. E io direi, quest'oggi non abbiamo fatto il pre-partita, non abbiamo votato l'MVP, ma lo dico io. MVP odierno, Stefanino Puggioni. E la partita finisce proprio col numero 5 palla in mano. Si prenderà l'ultimo tiro? No, non lo fa. Lo fa Alessandro Verlic, mancano 2 secondi. Non lo fa neanche Enrico Merella. Più sportivo di lui non ce n'è. Finisce la partita. 95 seniori, 80 Sef Torres. Aggiornamento volante, prova a richiamare Marta Villani per il finale, che non sarà ancora finale, tra Cus e Antonianum. Cus Antonianum, mancano 5 minuti, 4 punti dividono le squadre. L'aggiornamento ve lo daremo successivamente, sfida veramente importante. E grazie per averci seguito e grazie anche ad Amedeo Corrias che dice VP tu e Pappura. Grandissimo Amedeo, ricordiamo il finale, 95 seniori, 80 Sef Torres.